Siamo qui con mister Malerba dell'Eclisse. Mister, un'ottima vittoria in uno scontro diretto, quello che serviva, siete andati subito in vantaggio, avete gestito bene nel primo tempo, sul finale un po' di paura, magari ci faccia un commento lei sulla partita. No, una partita interpretata per quello che doveva essere interpretata, perché il campo comunque era molto pesante, quindi sicuramente non nelle nostre corde, perché siamo una squadra che comunque predilige un po' il palleggio, però l'abbiamo interpretata molto bene il secondo tempo, poi il primo tempo, poi il secondo tempo sono un po' arrabbiato perché abbiamo fatto riaprire una partita con un episodio che non deve succedere. È sembrato quasi che cercando il 3-1, anzi il 3-0 al tempo, vi sbilanciaste un pochino troppo all'attacco a un certo punto all'inizio della ripresa, prima di prendere il gol. Infatti ho visto che chiedeva calma dalla panchina e poi insomma, sul finale. Avevamo perso un po' le distanze, avevamo perso un po' di equilibri, non eravamo molto ordinati, c'è stato un periodo del secondo tempo dove eravamo ordinati, infatti abbiamo preso anche quel gol lì. Dobbiamo essere più bravi a gestire i momenti della gara, però la squadra sta facendo molto bene, quindi c'è da lavorare ancora, ma possiamo fare ancora meglio. Da qui ad aprile sarà uno sprint per la salvezza, lì medio-bassa classifica, siete tutte molto vicine, cosa si aspetta dai suoi ragazzi da qui in poi? Ma guarda, sembrano fasi già fatte, ma noi nell'ultimo periodo stiamo lavorando molto bene, siamo una squadra che comunque siamo in salute sia mentale sia fisica e quindi ho buone aspettative e crediamo di fare un buonissimo campionato, però dobbiamo guardare partita dopo partita, come si dice in questi casi, ma credo che comunque i miei giocatori sappiano il valore che hanno e quindi renderemo comunque la pelle cara a tutti. Grazie mille mister. A voi.